Oddio, c'è Vincenzo! Togli dietro! Non vedi che ci sto provando? Mamma mia. Volete avanzare i binari? Possiamo farcela! Con veloce! Oddio. No, no. Becca la contara! Battuto bastardo! Poteva andarti peggio, no? Potevi riverniciare il muso del treno. È stato solo un colpo di fortuna. Sergio Morello è sempre stato fortunato. Ha più cervello del fratello, poco ma sicuro. Lo prenderemo, capo. No, non è più roba vostra. Non è destino che lo ammazziate. Ci penserà l'uomo che ha fatto fuori Ghilotti. Tommy è il terrore di tutti i politici. Secondo me riuscirà a inchiodare Sergio. Cosa dovrei sapere su questo tipo? A parte il fatto che ha più botte di culo che anima. È la maggior fonte di guadagno di Morello. Controlla i sindacati. Questo significa che governa i porti e ha la possibilità di tassare tutto ciò che arriva in città. Facendolo fuori, spazzeremo via gran parte dei guadagni di Morello. Qualche idea per arrivare a lui? Giusto per non finire come questi due. Certo, farlo saltare in aria. Una cosa artigianale. Collegalo al motorino di avviamento sotto la macchina. Ah, che è qua? Gira la chiave e diventa un torcione. Ah, qualche ferro. Il trasporto è sicuro? Non farla cadere, non scuoterla e non fumare. Sì, è sicuro. Boom! Fallo fuori, Tommy. Per i picciotti che ha ucciso. E per il denaro che ci ha tolto dalle tasche. Me ne occupo io, capo. Minchia, raga, tutti gli incarichi vanno a noi. Signori, bentornati in un nuovo episodio di Mafia. Mi raccomando di lasciare un like per questo nuovo episodio, perché in questo episodio faremo delle cose incredibilissime. Vi ringrazio al solito per il supporto, ragazzuoli, che state lasciando alla serie. Questa è una cosa che mi tocca dirvi sempre, perché è giusto che ve lo dica sempre, vi ringrazio sempre, perché non è dovuto da parte vostra supportarmi e decidete di farlo. Quindi è il minimo che posso fare per voi, è quello di ringraziarvi. Mentre siamo al piano di sopra, vediamo se adesso possiamo... Oh, vedi che possiamo entrare qui, che qua c'era un cazzo di collezionabile. Cos'è? Dio, è la foto dei membri della famiglia. Ma che bello, raga. Guarda che bello. Allora, questo qui è il meccanico. Qui ci siamo noi, Poli, Sam, Carl, Frank che ci ha tradito, Carlo ci ha tradito pure. Poi questo è Luigi, Sara, Vincenzo, che abbiamo bisogno di qualche ferro, e Don Salieri. Che bello, raga, la famiglia. Bello, 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 raga. Comunque, raggiungi la casa di Sergio. Proprio così, raga. Andiamo direttamente da Morello. Sei ancora qui, Tommy? Quel cafone non si ucciderà da solo. Mamma mia, volevo soltanto salutarvi. Vabbè, noi in ogni caso dobbiamo uccidere, raga, quello lì che abbiamo visto nel filmato, che è sopravvissuto a Vincenzo e Sam, no? Con il treno, nel primo filmato che abbiamo visto. Prendiamo la nostra macchinina incredibile e ci dirigiamo direttamente dal buon uomo. Ah, uno di voi nei commenti, raga, mi ha detto: perché non rubi l'auto della polizia? È un'idea. Allora serve il modo come attirare la polizia, no? Oh, buon uomo. Come si può attirare la polizia? Basta provocare un poliziotto. Buon uomo, mi sente? Buon uomo. Ma lei ha una faccia così, eh? Lei ha una faccia... Non posso fare niente? Non ho i ferri. Merda, raga, io senza ferri non mi sento sicuro a fare questa cosa. Appena abbiamo un ferro lo facciamo. Ma perché siamo senza ferri? Voi avete bisogno di qualche ferro, raga? Fatemelo sapere nei commenti. Pazienza, raga, volevo farlo, ma non abbiamo i ferri disponibili per poterci permettere un'azione del genere. Comunque dovremmo freddarli i poliziotti per rubarli la macchina. Oh, c'è la polizia, freniamo, che poi rompe il cazzo. Uomo, agente! Ma c'è un altro poliziotto a piedi, dobbiamo andare piano. Però c'è una cosa che possiamo fare. Magari non possiamo prendere i ferri, però
La tradizione è tradizione. Ok. Possiamo andare. Dovevo. Ma ogni episodio, raga, non è un mio episodio così. È un pochino come un marchio. No, no, guarda come girano senza frecce, Dio mio. Le mettono le frecce, raga, sono io che non le vedo. Grande. E bravo Sly ad aver freddato un casino di persone, insultato altrettante, soltanto per una mia mancata attenzione. Bellissimo. Bellissimo. Sono fiero di me stesso, cazzo. Sta macchina qui me l'aspettavo più veloce. La prima volta che l'ho presa era più veloce, raga, vi giuro. No! No, non chiami la polizia. Non chiami la polizia. L'avevo visto che stava chiamando la polizia. Ma ammazza tutti. No, scusi, perdonami, No, 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 quale calmate le acque. Ho solo picchiato un gruppo di... Niente, me ne vado. Si tolga dai coglioni lei. Pericolo ambulante, si sposti, si sposti. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Dai che raggiungiamo sta cazzo di casa di Sergio. Ok, raga, dovremmo esserci. Siamo arrivati praticamente. Ed eccoci qua. Allora, che cazzo si fa adesso? Muoviti silenziosamente, senza... Ecco, deve essere l'auto di Sergio. Come faccio a passare? Dove cazzo è la macchina di Sergio? Ah, eccola. Sì, ma... non abbiamo ferre, raga, no, non possiamo... Io ho un'idea, raga, forse quel vicolo lì potrebbe darci una mano, no? Passare qui dall'altra parte. Il problema è che ho paura che lui mi veda comunque. Penso di no. A posto, raga. Ce l'abbiamo fatta. È fatta. Dobbiamo piazzare la bomba sotto la macchina. Vai. Oddio. Piano. No, non sbattere contro robe. Ma qua c'era pure un collezionabile, manco l'ho visto. Perfetto, terror. Perfetto, finta di niente, nessuno ha mai visto niente. C'è la polizia, siamo tranquilli. Noi andiamo adesso nella cabina telefonica, ci facciamo i cazzi nostri e ci godiamo l'esplosione. Sì, turno prima di cena. Nel fine settimana andiamo a ballare. Possiamo lasciare la bambina con tuo padre. No. Sì, sono qui. Ah, pensavo la signora... No! Oh, Cristo. Ehi, ferma! Merda! Oddio! Oh mio Dio! Oddio! Tommy, che sta succedendo? Andiamo, rispondi. Vinny. È stato un disastro. Ehi, devi riprenderti, Tom. Quello che è successo. Non possiamo farci più niente. La fortuna di Sergio è agli sgoccioli. Ma di che cosa stai parlando? Sam e Paul l'hanno trovato. Al ristorante di George, al di là della città. Devi raggiungerle, Tom, corri. Ok. Mamma mia, raga, abbiamo preso una che non c'entrava un cazzo. Non si sa chi è, la figlia, la moglie, non lo so. Cioè, comunque, per prendere l'auto di Sergio sarà qualcuno che c'entra, comunque qualcuno della famiglia. Mamma mia, dai, raggiungiamo Poli e Sam, raga. Che bello, raga. Che cazzo di gioco è, Dio mio. C'ha una storia veramente intrigante, ma dall'inizio alla fine. Cioè, sta roba è pazzesca, raga. Di solito c'è sempre la missione che dice, vabbè, questa è un po' una cagata. Niente, raga. E questa roba mi fa venire voglia veramente di iniziare con voi giochi con una bella trama, no? Perché io pensavo che giochi del genere magari potessero annoiarvi. Invece intrippano me, intrippano voi. Sta cosa è bellissima. Giochi con una bellissima storia che potremmo fare, tipo The Last of Us, raga. Vabbè, ce ne sono tanti giochi con bella storia, però questi qui focalizzati troppo sulla trama. Tanta roba. Tom, stai bene? Sì, l'autobomba mi è andata male. Ne parliamo più tardi. Adesso occupiamoci di quel bastardo. Andiamo. Che diavolo? Abbiamo un messaggio per te dal signor Salieri. No! Vedete sti popponi? Ma ammazziamo te! Mi... Forza, Tommy, puoi fuori questi stronzi! Buon appetito! Ho capito. Avete visto, raga, come... Avete visto come cosa Tom ha difeso l'ostaggio. E penso che al nostro Tom queste morti innocenti non piacciono.
Cioè, vuole colpire i bersagli senza coinvolgere i civili. Prendiamo le munizioni. Dai, vai, no. Non ti preoccupare. Oddio. Oddio, l'ho freddato. Ok, ma chi cazzo è questo qui che è morto a caso? Nessuno gli ha sparato, raga, controlliamo il corpo. Raga, non ha fori, è morto a caso, un infarto. Portatemi subito via! Mamma mia, che culo che ha questo. Che puttana! È scappato! Vai, picchialo, dammi! Andiamo! Torniamo alla macchina e raggiungiamoli prima che quell'idiota si faccia ammazzare! Mamma mia, raga, il nostro Tommy. C'è poco da fare, c'ha 2 palle. Mamma mia, bello. Che protagonista, che protagonista. Il problema è che con la moto è un po' difficile. E non posso nemmeno sparare, raga. Io non ho armi. Devo soltanto restare vicino, devo aspettare. No, buon uomo. Oddio, vabbè, ho sollevato la macchina con la ruota. Ci vuole impegno. No, buon uomo. Dio mio, ho sbagliato tutto. Veloce. Prendo di qui e poi giro. Vai, ci siamo. Anzi, sta moto è un pochino più atletica. Resta vicino a Sergio. Ma se resto vicino a Sergio, questi sparano però. Aia, che cazzo devo fare? Aia, ma mi sembra un po' strana sta missione. Io non posso sparare. Oddio, buon uomo. Perdonami, ho dei problemi a te. Ma mi hanno scoppiato la gomma. Perché va così male sta moto? Oddio, dove cazzo sono Polly e Sam? Io ci sono qua vicino, ma è un po' un bordello. Oddio, prendo il volo della vita. Sì, guardalo lì. Ottimo. Dio mio, l'ho mancato giusto appena. Magari proviamo, raga, a seguirlo senza starci proprio attaccato al culo, in modo che noi lo vediamo ma lui non spara. Così ci conviene, perché non abbiamo modo noi di eliminarlo in modo. Dobbiamo semplicemente seguirlo. Aia, vabbè, non si offenda, è capitato anche a me di sbandare. Mamma mia, Dio mio, l'ho ferito proprio sull'orgoglio. Ma dov'è? Ah, quello è Sam e Polly, sono dietro di me? Dai, veloci, raga, veloci. No! Ma, raga, come sono sbandati Sam e Polly? Perdonami, ma... Quindi tocca a me, devo restare lì io vicino. Madonna, che casino. Dai, non sbattere, bravo. Ok, ho fatto il volo della vita, signori. Oddio. No, veloce, signora, si tolga. E c'è un sacco di persone. Cazzo stanno facendo? Levatevi dal cazzo. Ma vai a cagare, che stia bene. Chissà chi è stato. Merda. No. Ma tu guarda che figlio di puttana. No. Ti prego, no. Non sbagliare, non ora. Dai. C'è ste cose qui, le odio, raga, le odio. Passa una macchina di merda, Cuda Carriola si mette davanti a romperti il cazzo. Cioè, a caso, completamente a caso. Guarda che girano a minchia, senza... Ma poi che non è che girano a minchia, raga, sembra quasi lo facciano apposta. Sembra che i civili siano proprio dalla parte di Morello, Dio mio, che si sono pagati per mettersi davanti. Tutti, ogni macchina, voi fateci caso, raga, che capiterà un sacco di volte. Ogni macchina che praticamente abbiamo davanti, che ci viene contro, girerà dalla direzione che a noi serve. Io non capisco cos'è che fa sbandare loro, perché prima, forse prima si era buggata l'animazione. In teoria loro stanno sparando a loro, ma poi lui spara la gomma, ok? Capite che prima era un po' diverso questa scena? Ora ha senso, raga. Per un attimo sospettavo di Sam. Mamma mia, raga, ok, sono al punto di prima. Guarda. Pazzesco come le auto sono fatte apposta per farti perdere. Questa gira prima o poi. Gira giusto per rompermi il cazzo. Il bello è che sono pure one. Se mi avvicino troppo è un casino. Oh, ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta. Che minchia fate, idioti? Ammazzate quel bastardo! Mamma mia, raga. Ma che cazzo è, Tom? Allora, ci arrivo io. Che poi... Dio mio, se ce l'avevamo prima sto ferro, perché non lo usavamo? Ma cazzo è la... Ok. Non abbiamo tutti i colpi del mondo. Ti vuoi affacciare?
Oh, hai rotto il cazzo. Mica, ma ci sono i kit qua dentro, fammeli prendere. Oh, mamma mia, raga, santa cosa, i kit ci volevano come il pane, come il pane. Vai, 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 devo avanzare, devo avanzare, devo avanzare. Ok. Vabbè, ma quel... Aia. Vedi al cazzo. È un po' un casino, ragazzi, c'è tipo un cecchino. Merda, raga, come cazzo lo faccio? Come bombe incendiarie? Oddio, che culo. Non riesco. Oh. No, no. Perfetto. Guarda quanto stile. Ci sono delle munizioni qui, le prendiamo subito. Perfetto, non siamo messi bene di vita, ma almeno abbiamo i colpi. E qua abbiamo fatto saltare tutto, raga. Guarda con quanta tattica. Merda. Ancora, quello è ancora vivo. Oddio, no, è ancora vivo. Merda. Ok, quello è morto con l'esplosione. Ok. Veloce, 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 veloce. Ma vai a cagare, cazzo tiri Molotov. Ce ne sono ancora. Minchia. Non me lo dire che uno è qua sopra. Lo sentivo verso di lì, eh. Oh. Minchia, raga, mi hanno one-shottato. Non andrà come l'ultima volta. Ma guarda dov'è. Quelli stronzi lì penso che avranno tipo un M1. Perfetto. Ed è quello che fa veramente male. E qui c'è un kit medico. Non so se posso entrare qui. Ai ai ai. Devo entrare qua dentro, ragazzi. C'è pure un collezionabile. Sono di nuovo one. Però mi rimane l'ultimo, raga, che è lì, che non vedo. Ok, mamma mia, raga, meno male. Darmi a prendere qua sto collezionabile e il kit di corsa. Oh, guarda cosa c'era qui, raga, collezionabile, kit, Molotov. Sergio Morello. Bene, andiamo avanti, vediamo dove cazzo è scappato sto stronzo. Dai che ci siamo qua, altri uomini. Mamma mia, raga, se questo si fa... Si fa proprio difendere. Dai che sto ricaricando. Prendi la pistola. Che culo. Non permetterò a voi di ferirmi. No, viene verso di noi un cazzo, ho ricaricato. Oddio, salta il camion. Vedi al cazzo. Dov'è? No, c'è di nuovo quel bastardo lì. Mi sa che qualcuno ha preso fuoco qui. Che minchia mi pago a fare? Sto mettendo a soqquadro il morto! Perché paghi gente scarsa. Qua c'è Sly dalla parte di Salieri. Guarda qua che precisione. Cioè, comunque, raga, il nostro Tom fa delle carneficine praticamente da solo, raga. È il nuovo Rambo. Che culo, l'ho preso alla cieca. Oh, se ti affacci sei morto. Che cazzo, hai rotto il cazzo. Mamma mia, fammi prendere dei kit che sono qua dentro. Santa cosa, ricarica tutto. No, ho trovato cosa. Merda, c'è uno qua dentro. Dove cazzo sono i kit, tra l'altro, che non li vedo? Sarà dietro i barili. Comunque lì davanti ci sono i kit. Ah, è qua. È morto? È morto? Dammi le pillole. Ancora? Ce ne sono ancora? Vabbè, ma una strage. Quelle sono taniche di benzina. Mi sanno di esplosione. Non mi dire che c'è di nuovo il bastardo qua sopra, che non si può salire manco per fottermi l'arma, tipo. Te la tiro io la Molotov. Ti anticipo. Oh Dio, è la Molotov che è esplosa da quello. Ha preso l'altro. No, troppo forte. Affacciati, buon uomo. Che ne dice di affacciare la testolina, eh? Cos'è, un'idea incredibile? Oh, direi di no. Raga, Warzone insegna. Stare attenti ai dettagli. Ogni minimo grammo che esce di corpo, che esce da un riparo, significa che puoi morirci. Cos'è? Non me lo dire. Ah, ok, pensavo erano fucili, raga, invece sono leve. Ok. Cosa stiamo attivando? Abbiamo attivato... Oh, vabbè. Sfondiamo tutto, raga. Mamma mia, ma il nostro Tom non ha scrupoli, è indistruttibile. Che cazzo è successo? Ma che cazzo è, un treno? Sì, noi entriamo così, ha ragione. Vado qui. Freddo tutti. Vado lì. Mancato, perdono. Colpa mia. Rotto il ca... Merda, raga. Merda.
Dai. Perfetto. No. Merda, sono one. Sono one. Ok. Perfetto. Mamma mia, raga. Mamma mia, mi salvo sempre a culo. Kit, dammi le pillole. Dammi le cazzo di pillole. Io penso che giocato magari a normale o facile, questo gioco abbia una rigenerazione della salute più... Ma l'ho freddato. Ah, è lui, è Sergio. Sergio, vieni qua, Sergio. Hai bisogno di qualche bel ferro? No, è una trappola. Un graffio, stronzo! Troppi esplosivi, raga. Devi davvero di potermi uccidere? Che ti avevo detto? Che sono un intoccabile. Non sei così fortunato, bastardo. No! Dio mio, raga, era penso sia la fine più bella. Bastardo fortunato. Che bello, raga. Dai, ne facciamo un'altra per questo episodio. Vediamo come va. Cremea della Cremè Dopo 1935. l'uccisione di Sergio, regnò il caos per settimane. I nostri uomini affrontavano i loro e di Morello si persero le tracce. Ma un boss non può nascondersi per sempre. Per essere temuto un don deve farsi vedere. Alla fine ci giunse voce che sarebbe uscito allo scoperto. Morello si prende gioco di noi. Va a teatro come se non fossimo in guerra. O picchieremo per strada. Ecco il nostro piano. Aspettiamo fuori dal teatro la fine dello spettacolo. Quando quei fottuti ricassi inizieranno ad uscire, colpiremo Morello e i suoi gorilla nella folla, prima che se ne accorgano. Ma il teatro sarà gremito, anche di gente importante. Probabilmente ci saranno il sindaco e il commissario. Il punto è esattamente quello, Tom. Uccidere Morello in pubblico. Tra la crema della città. Così capiranno chi comanda. E non ha importanza se in tasca hai un distintivo, un martelletto o una mazzetta di verdoni. Se pesti i piedi ai picciotti di Salieri, sei un uomo morto. Ok, capo. Ci pensiamo noi. Portatevi dietro i mitra. Ma ricordate di non attirare l'attenzione mentre aspettate fuori dal Guarda quante teatro. bei ferre. Tenete le armi ben nascoste finché non vedrete Morello. E poi lo fa da pezzi. Quel suo bel vestito bianco deve sembrare ricoperto di rose. Sono stato chiaro? Sì, capo. Mamma mia, raga. Stupefacente. Finalmente ci siamo. Stai calmo. Dobbiamo raggiungere il teatro prima che finisca lo spettacolo. Tom, guidi tu. C'era come sempre, guido sempre Tutti io. ne è arrivato, ragazzi. Avanti, che bello, raga. Che storia. Che bello, raga. Schiaccia quel pedale, Tom. Oh, lo so come si guida. Dopo tutti questi anni diamo la caccia a Morello. Non alla sua banda, alla sua famiglia. Finalmente a sottoterra ci mandiamo lui. Ci metteremo alle spalle un'epoca. E che cosa accadrà dopo? I re saremo noi. No, io parlavo di Don. Pensi che si commuoverà? Penso che indosserà un bel completo bianco. Ah, Tutto a posto, ragazzi? Sì, sto solo sudando per il nervoso. Ah, che minchia lo dici, Tommy? Ci siamo quasi. Restiamo concentrati. ci penso io. Troviamo Morello. Lo ammazziamo. Solo lui. Una volta eliminato, i suoi andranno nel panico. Stiamo per farlo davvero. È stato nemico del capo per quanto? 10 anni? Di più. E il vestito bianco dovrebbe renderlo un bersaglio facile. Merda. Ah, chiamano pure la polizia. Chi l'ha chiamata la polizia? Fuori un'altra bottiglia di gin. Chi l'ha chiamata la polizia? Ma c'è la musica della chiesa, ma leva sta merda. Minchia, ci siamo, raga. Ma? Guarda, le macchine rompono il cazzo anche nei filmati. Seguiamolo! Inseguilo, Tom! O il Don ci farà il culo!
Vai, 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 non ti preoccupare. Ma io posso usare il Thompson? Levati dai coglioni. Ma guarda te. La polizia contro di noi. Pure la polizia, ha rotto il cazzo. Morello è la fine. Anche se non penso, raga, che lo andiamo a eliminare. Comunque sappiamo che noi stiamo parlando con il poliziotto nel presente per fermare Morello. Quindi non penso lo elimineremo comunque. Succederà qua. Ma guarda te. Oddio. Oh vabbè, ma con quanto stile. Male al cazzo. Dai, 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 dai. Dio mio, raga, ho fatto un incidente. Sono uscito dal vicolo così, è bellissimo. Non riesco a prendere sta cazzo di macchina. È arrivata la polizia. Rimane solo lui, raga. Sta cercando di seminarci tra i vicoli. Conosco la città meglio di chiunque, tranquillo. Esatto, diglielo Tom. Sì, diglielo Tom, bravo. Rischio di non passarci. Morello si è provato un buon autista, ma non è alla tua altezza, Tom. Si levi dai coglioni. Mamma mia, raga, dai, 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 che lo prendiamo. Cristo santo, questi non si vogliono arrendere. L'ho notato. Andremo fino in fondo. Dai cazzo. Sto sparando, raga, con tutte le mie forze, ma comunque prenderlo non è semplice. Siamo abbastanza lontani. Non può lasciare la città con noi alle calcaglie. No. Sia diretto sembra alquanto di fretta. È la pista di atterraggio, vuole entrare dal retro. Merda. Ma certo che è un cazzo di aereo. Vai, vai, veloce. Non ci voleva sta sbandata. Pensavo andasse dritto. Dobbiamo fare piazza pulita. Deve morire, così come i suoi uomini. Ok, basta che non ci restiamo secchi anche noi. Pensare che hanno appena sistemato l'aeroporto dopo l'ultima volta. Chissà chi è stato anche lì. Attenzione. Ci stanno aspettando. Li vedo. Porca puttana! Tutto a posto? Sto bene. Solo un po' di veci tra i capelli. Ne passa una bella peccinata. Adesso seguiamolo a piedi, forza! Mamma mia, raga. Quanto cazzo è figo. Mamma mia, raga. Una strage, preparatevi, Abbiamo attirato l'attenzione. Pieno di gente qua. Dobbiamo eliminare tutti, raga. Dobbiamo vedere come cazzo va a finire sta storia. Merda, ste casse si rompono. Devo cambiare positions. Vado di qui, vado di qui. Lascia stare Sam, buon uomo. Sì, ma io ho bisogno di kit medici. Eccoli. Dammi le pillole. Prendi il kerosene. No. Dai, mi sono appena curato, stronzo. Oddio, sono one. Ok. No, il cecchino, guarda. Ok, il più importante è fatto, raga. Occhio Poli. Bravo. Ah, questo è Sam, lo stavo freddando male. Vaffanculo, esploderà sta macchina? Oh. Che cazzo. Dammi i colpi. Oh, le granate. E le cazzo di pillole. Bello che abbiamo le granate, raga. Arriva il resto della banda. In quell'hangar. Sì, avanzo. Allora, tiriamo una granata lì. Non è esploso. Guarda come lo stanno freddando Sam così a caso. Che cazzo è sto? Guarda con un colpo in fa. Perfetto. Ok, dammi sto cazzo di M1, raga. Io questo volevo. No. Sbagliato. Mamma mia, raga, questo è proprio forte. Una potenza sta roba. Freddato. Ho sentito qualcosa là dietro. Dai, Tom. Morello è vicino. Aspetta che c'è il collezionabile più importante di Morello. Sta scappando, guardalo qui. Con l'aereo, come cazzo facciamo? Tommy, vai avanti tu. Sei quello di noi che spara meglio. Ah, ok. Così. Va bene, vai. Dale in macchina, cazzo! Sì, ma non posso usare i... Dai, devo usare la pistola. Decolla, presto! Non abbiamo velocità! Ho detto decolla!
sto provando. Vai, 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 avvicinati, avvicinati. Buon uomo. Non funzionerà mai! Deve funzionare! È su un fottuto aereo! Dai, 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 dai. Lasciami sparare! Non se n'è ancora andato! Veloce. Ok. Dai, dai, non può decollare. Perché? Perché guido sempre io! E abbiamo un aereo da prendere! Mamma mia, raga. Ok, ecco il piano. Lo seguiamo, vediamo dove atterra. Entriamo con le armi spianate e facciamo fuori tutti. Va bene. Questo approdo non volerà per molto. Più che atterrare è probabile che sia schiante. Ti sembra aerodinamico per caso? Fortuna che qui ci sei tu, professore. Neanche Morello può sopravvivere a uno schianto aereo. Forse, ma non è morto finché non lo vediamo con i nostri occhi. Ormai voi due dovreste aver imparato la lezione. Beh, in effetti, è la prima volta. 2 colpi in testa glielo dobbiamo dare pure a lui con il bel ferro, ovviamente, con il ferro. Mamma mia, raga, dobbiamo semplicemente seguire l'aereo a questo punto. Non abbiamo altre opzioni. Dai, per forza deve cadere, raga. Guarda come è messo quell'aereo. Oddio, è caduto. Non ci rilassiamo, dobbiamo assicurarci che sia morto prima che arrivino gli sbirri. Nessuno sopravviverebbe a quello. E Cristo quanto fumo. Pazzesco, ce l'abbiamo fatta. È morto. Non mi sembra vero. State allerta e tenete pronte le armi. Ci siamo spinti troppo oltre per rovinare tutto alla fine. Non abbiamo molto tempo. Tutti gli sbirri della città si staranno Per caso vuoi morire? Vai, vai, vai. Non abbiamo molto tempo. Tutti... Ah, dovevo per forza entrare. Cristo santo. Che sta bastarda è morto e ancora non lo sa. Adesso lo sa. Sì, amico. Va bene così. Forza. Alziamo i tacchi. Mamma mia, raga. Non ho parole. Dai, dobbiamo festeggiare, Don Salieri. Ci vediamo all'altro mondo, Marco.